Alla grande! È stata una tragedia. Che spettacolo! Oggi ci vuole più tempo a dire quelli che mancano che non quelli che sono presenti. C'è stavolta, Però non c'è Piero. Maestro, dove sei? Pierino, ci manchi, grande culetto. Questo meraviglioso gruppo. Uscito a Borgo Dalè, adesso veramente si comincia il giro. La temperatura, che ve lo dico a fare, è scoppiata l'estate proprio adesso. Ed eccoci qui, amici del canale, pronti via. Dopo l'autostrada, che ovviamente come sempre vi salto, ci avventuriamo dentro le praterie di questo Piemonte in direzione Cigliano e poi verso Scholze, ma soprattutto Superga. Già passati di qua. Che bello anche quell'affare, cos'è? Un casolare dei Noacri? Castello Galbiati, potrebbe essere quello, tanto mi ci tufferei in questo bel fiume. Jean-Pierre, ricorda il casco. Che carino questo paese. Ma nelle nostre scorribande di paesi fichi ne troviamo sempre. Via Fornace, no, no, ti prego, no. E stiamo già rimpiangendo la pioggia, no, magari no, però la temperatura di un tempo sì. Ed eccoci, amici del canale, a fare un po' di adventure in queste strade imperve di Scholze, nei paesi, poi nei boschi. Si sale verso Superga. Ed ecco qua la basilica in tutto il suo splendore. Che spettacolo straordinario! Ora bisognerebbe cercare un posto dove parcheggiare, magari all'ombra. Ah, Pietruzzo, stai mica facendo il bucato? Sì, guarda qua. Siamo arrivati qui alla basilica di Superga. Beh, ragazzi, andiamo a fare una visitina all'interno della basilica. Abbiamo giusto mezz'ora di tempo e il timer parte adesso. Il luogo è diventato famoso per la tragedia del Grande Torino. 4 maggio del 49 l'aereo che portava la squadra si è schiantato a causa della nebbia contro la parete qua sul retro della basilica. Adesso andiamo a vedere il mausoleo. Seguite il canale di Andrew Streetwalker perché abbiamo anche degli storici che ci raccontano in dettaglio ogni particolarità di ciascun luogo che andiamo a visitare. È stata una tragedia. La nazionale italiana aveva tutti i giocatori del Torino, erano tutti tranne del uno Toro, o ecco. due. Le immagini Ecco, dei questi sono giocatori. i giocatori. Allora io e Jean-Pierre stiamo tentando di entrare nella basilica nella speranza che non sia a pagamento. E io vado! Ciao basilica, ci vediamo la prossima volta. E adesso, ragazzi, visto l'orario di arrivo, che è meglio che non comunico, ragazzi, ci conviene darci una mossa. Che bello che sei, periferica, diciamo, però questo è Torino, sì. Si fa fatica a attraversarla per andare dall'altra parte in direzione Pinerolo, per esempio. Che casino questa Torino, calda, bello però. Sulla tangenziale sud di Torino l'unica nuvola che c'è è questa specie di tornado che separa i due cieli. Caspiterina, qua sembra proprio abbia piovuto da poco. L'abbiamo schivata forse veramente di un non nulla. Intanto il panorama sta cominciando a cambiare, le salite si vedono, anche se ancora molto dolci. Cosa vuole fare Jean-Pierre? E ragazzi, si è messa a piovere, ovviamente. Adesso tocca vestirsi. Ah, che palle. Aspettate un attimo, quando smette... Aia! Quando smette... Non l'avremmo mai detto, ragazzi, ma sta grandinando di brutto. Jean-Pierre! Ma porca di quella p***a! Guarda che roba!
Amici del canale, buonasera, siamo arrivati a destinazione dopo la grandinata che avete appena visto, strade bagnate, anche se nell'ultimo tratto no, ci siamo divertiti parecchio. In questo clima semi-nuvoloso vi posso far vedere il panorama dalla terrazza della nostra camera, augurandomi vivamente che domani mattina invece vi potrò mostrare un panorama decisamente più invitante. Bellissimo, dondolarsi, sentendo soltanto il rumore di questo torrente che corre giù. Soltanto che, ahimè, adesso sono già le 9 di sera. È tardi! Però abbiamo una fame inverosimile. 1700 ho visto Finalmente siamo fuori, adesso andiamo a farci questi 50 metri verso il posto dove si deve andare a mangiare. Bella zio! alla grande Clavier. Il ristorante napoletano a Clavier. A Saucic che è friariella. A 1800 metri stiamo a mangiare Saucic che è friariella. La faccia del bicarbonato di sodio.